Ciao, intanto sono Alessia, io studio ingegneria gestionale, sono all'ultimo anno, infatti tra un mese mi laureo e sono iscritta già per magistrale in Danimarca, infatti la mia ispirazione è andare a studiare fuori, in primis per diversi incentivi, possibilità che lo Stato dà a differenza dell'università italiana e insomma fare un'esperienza all'estero. Quindi il tuo futuro anche lavorativo lo vedi di più all'estero o in Italia? Allora, attualmente penso che le prime esperienze saranno da fare all'estero e poi in un futuro magari con un bagaglio personale, insomma, più ricco, tornare in Italia e aprire qualcosa di mio. E vista la situazione attuale, per il futuro generale, sei più positiva o negativa? Se devo essere sincera, sono un po' negativa, infatti vedo che tanti ragazzi come me, insomma, pensano di spostarsi verso fuori, quindi penso che le grandi menti, insomma, quindi la fuga dei cervelli è un problema attuale e sempre più forte e penso sia dovuto al fatto che i giovani non si sentono abbastanza ascoltati e non vedono possibilità di riscatto in Italia. Allora, io studio biotecnologie, sto cercando di entrare a medicina, quindi cambiando corso e le mie aspirazioni per il futuro sono diventare medico. Ti vedi medico di più in Italia o all'estero? Penso più all'estero, cioè specialità penso la farò direttamente all'estero. Per il tuo futuro, vista la situazione attuale, sei più positiva o negativa? E all'estero che possibilità vedi di più rispetto all'Italia? Allora, all'estero so che ci sono molte più opportunità, soprattutto per la specialistica, perché i concorsi per entrare in specialistica in Italia stanno diventando sempre più competitivi e molte persone non riescono ad entrare nella specialistica che vogliono. All'estero ci sono molti più posti, molte più opportunità e molte più borse di studio per favorire appunto le specialità che ognuno vuole, insomma. E te cosa studi? Io studio psicologia online. Ti vedi di più per il tuo futuro lavorativo in Italia o all'estero? In Italia. Come mai tu in Italia e tutti i tuoi coetanei sono più proiettati verso l'estero? Allora, in Italia perché studiando in italiano credo che poi per il lavoro che farò, se diventerò psicologa, poi riuscirò a svolgere meglio la mia professione nella lingua madre, insomma, e perché mi piace tanto l'Italia, credo che offra opportunità e soprattutto in campi come ad esempio la psicologia, che è un campo molto nuovo, e quindi che nascano continuamente delle professioni e ci siano possibilità, ecco, quindi le do speranza, le do fiducia. E sì. Quindi per il tuo futuro sei più positiva o negativa? Allora, positiva, nel senso che penso che dipenda tutto da me, da quanto mi impegno e da quanto ci credo, e ovviamente sì, una serie di altre cose naturalmente, però principalmente dipende da me, quindi sì, se mi impegno, se studio e se mi applico penso proprio di riuscire a fare strada, ecco. E allora io sono studentessa di Digital Graphic Design e a breve farò un tirocinio, aspirazioni e aspettative diverse, cioè nel senso che non combaciano tanto. Mi aspetto di fare il tirocinio, probabilmente dopo fare un altro stage o qualcosa del genere e poi iniziare a introdurmi nel mondo del lavoro. Speranze invece diverse, cioè spero che questo tirocinio vada nel migliore dei modi e che quindi poi io possa iniziare subito a lavorare dove andrò a farlo. Per il futuro Italia o all'estero? Sei positiva o negativa? Estero, vado all'estero a fare il tirocinio a Valencia e spero di rimanerci. Te invece cosa ci racconti? Io studio Scienze Politiche, Relazioni Internazionali e Diritti Umani a Padova e sono in addirittura d'arrivo, quindi sto per finire, e per il futuro penso che mi prenderà un anno per lavorare qui, mettere via un po' di soldi e poi pensavo di fare una magistrale o un master all'estero in un paese, spero in un paese anglofono, però principalmente sì, per prendere meglio la lingua inglese. Il tuo futuro lo vedi di più all'estero o in Italia? Non lo so, vedrò dove mi porterà, non ho preferenze in questo momento, però vorrei fare esperienze all'estero. Te? Io sono studente di ingegneria energetica a Padova e la domanda era sul futuro? Sì. Allora, in Italia no sicuramente, all'estero sicuro c'è molta più opportunità, c'è molta più crescita anche nel settore della ricerca, che è un settore che mi interessa tanto, ci sono più opportunità. E io sono addirittura d'arrivo anch'io, tra 2 mesi mi laureo e ho già trovato un contratto, a settembre inizio a lavorare per un anno, mi metto a parte un po' di soldi e poi
si va via da qua. Per il futuro sei più negativo o positivo, vista la situazione attuale? Dai, sono positivo, rimango positivo, vedo che ci sono abbastanza opportunità, quindi sono abbastanza positivo. Sì.